Tu sei degno? Sembra. Buonasera? Sì, ok, buonasera a tutti. Ci lavoreremo. Buonasera a chi ci sta seguendo da casa, buonasera ai giovani, buonasera agli adolescenti, buonasera ai pre, buonasera a chi non si riunisce in nessuna di queste categorie. Buonasera a tutti voi, che Dio vi benedica in un altro bellissimo sabato. Bello essere qui, bello rivedervi, da quanto tempo che non c'ero. Ed è bello anche riunirci tutti qua insieme, no? Veniamo da tanti posti lontani, Treviso, abbiamo Conegliano, abbiamo rappresentanti da San Vendemiano, abbiamo rappresentanti da Spresiano, abbiamo rappresentanti da tutte le zone d'Italia e del mondo. Perciò vorrei iniziare questo culto, nel frattempo possiamo anche alzarci, pregando, ok? Ricordandoci del perché facciamo tutto questo, del perché ci riuniamo, perché usciamo dalle nostre case, perché molti di voi adesso hanno freddo, perché facciamo tutto questo, ok? Preghiamo per entrare nell'atmosfera di questo culto. Ti ringrazio, Padre, per questo sabato che ci hai donato. Ti ringrazio per averci dato la possibilità, l'opportunità di essere qui presenti oggi, Padre. Ti ringrazio per tutti i miei fratelli qui riuniti e ti ringrazio anche per le nostre vite, Padre. Ti prego, Padre, da adesso di benedire questo momento di lode e adorazione a Te, di benedire il momento poi della predica, della nostra condivisione. Ti prego, Padre, di rimanere qui vicino a noi, di essere qua nei nostri cuori, nella nostra presenza, in modo tale che noi possiamo vedere la Tua gloria, in modo tale che possiamo lodarti e cantare a Te. Tutto questo ti chiediamo, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Lodando al Signore, vai! Vieni! Vieni, questo è il tempo per adorare. Vieni, a Lui il tuo cuore consegna. Vieni,
si piegherà, ma colui che in Dio crederà il tesoro più grande avrà. Vieni, vieni, questo è il tempo per vieni, a lui tuo cuore consegna. Insieme, vieni, così come stai per adorare. Vieni, vieni, così come Stai davanti al Padre. Amém. Facciamo un applauso a Gesù, amém? Ma che allegria, che gioia, eh? Si vede chiaramente che siete molto felici di essere nella casa del Signore. Buonasera, hai salutato già la persona al tuo fianco? Non so perché fuori dalla chiesa siamo molto felici e quando arriviamo nella chiesa sembra un funerale. E non è così che deve essere, perché stiamo nella presenza del Signore, nella casa del Signore, amen. Così dobbiamo cantare con gioia, con allegria, ringraziando, lodando al nostro Dio, al nostro Signore, amen. Amen. Battiamo le mani. Vedo La gloria del Signore oggi qui, la sua mano, il suo potere su me, i cieli aperti oggi contemplerò, la sua gloria oggi qui scenderà. Vedo la gloria del Signore oggi qui, la sua mano, il suo potere su me, i cieli aperti oggi contemplerò, la sua gloria oggi qui scenderà. Voglio vedere adesso il suo potere, la sua gloria alla mia vita inondare. Alzo le mani e lo riceverò, loderò il suo nome perché sento il suo con le mani, vai. su me. Voglio vedere il suo potere. la sua gloria alla mia vita inondare. Alzo le mani e lo riceverò, loderò il suo nome. Dall'inizio potere su me. Facciamo le donne. Vedo la gloria, vai. Le donne. Vedo la gloria del Signore oggi qui, la sua mano, il suo potere su me, i cieli aperti oggi contemplerò, la sua gloria oggi qui scenderà. Uomini, sentiamo, vedo la gloria. Vedo la gloria del Signore oggi qui. La sua mano e il suo potere su me. Il cielo aperto. Hey! La sua gloria oggi qui scenderà. Voglio vedere adesso il suo potere, la sua gloria alla mia vita inondare. Alzo le mani e lo riceverò, loderò il suo nome. Sento il suo potere su me. Voglio vedere adesso il suo potere, la sua gloria alla mia vita inondare. Alzo le mani e lo riceverò, loderò il suo nome perché sento il suo potere su me. Amen. Alleluia. Amen. Così va bene. Amen. Questa prossima che faremo parla della presenza, questo cantico che faremo parla della presenza dello Spirito Santo. Se c'è una cosa che io voglio, una cosa che dobbiamo cercare ogni giorno, è la presenza dello Spirito Santo, la presenza dello Spirito, lo Spirito del Signore dentro di noi. E come io posso cercare la presenza? Pregando,
io posso ogni giorno, quando leggo la parola del Signore, sentire la voce dello Spirito, e questo Spirito ci aiuta a camminare, questo Spirito ci aiuta ogni giorno della nostra vita. Amen. Questo canto dice: non c'è nulla che sia cantico, non c'è nulla che sia pari a te, non c'è nulla che dia la speranza viva, la presenza tua, e solo con te sento l'amore che porta la libertà, l'amore del Signore e la vergogna disfà, la presenza tua. L'unica cosa, nostro desiderio deve essere la presenza dello Spirito, la presenza dello Spirito. Amen. Io sono sicuro che sapete già memorizzato questo cantico e potete anche chiudere i vostri occhi e cantare al Signore. L'unica cosa che io voglio, Signore, è la tua presenza. L'unica cosa che io desidero è la tua presenza, Signore. Cantiamo con il nostro cuore aperto adesso, invitando lo Spirito Santo che è già in mezzo a noi, invitando la presenza del Signore. Amen. Alleluia. Non c'è nulla, non c'è nulla che sia pari a te, non c'è nulla che dia la speranza viva. La presenza tua, e solo con te sento l'amore che trova la libertà e la vergogna disfa. La presenza tua. Cantiamo: Santo Spirito, Santo Spirito, vieni su noi, riempi questa chiesa i nostri cuori della tua gloria, inondaci, Signore, con la tua presenza riempici di te. Non c'è nulla, non c'è nulla che sia pari a te, non c'è nulla che la speranza viva, la presenza del Signore, la presenza tua. Solo con te, e solo con te sento l'amore che la libertà e la vergogna disfa. La presenza tua. Cantiamo: Santo Spirito, Santo Spirito, vieni su noi, riempi questa chiesa i nostri cuori della tua gloria, inondaci, Signore, con la tua
Voglio essere più cosciente della tua presenza, realizzare la grandezza della tua gloria. voglio essere più cosciente della tua presenza, Realizzare. realizzare la grandezza Voglio essere più cosciente della tua presenza, realizzare la Santo Spirito, Santo Spirito, vieni su noi, riempi questa chiesa ai nostri, Signore, alleluia. Con la tua presenza riempici di te, di te, di te, di te, di te. Alleluia. L'unico modo di cercare, di trovare la presenza dello Spirito Santo è pregando. Tutto inizia pregando, con una preghiera. E adesso vi invito a pregare, pregare, pregare il Signore in questo momento. Facciamo così, possiamo pregare con 2 oppure 3 persone, quelli piccoli gruppi, ma adesso è un momento di cercare la presenza del Signore, sentire la presenza dello Spirito che, come ho detto, è già in mezzo a noi. Preghiamo insieme 2, 3 persone, così possiamo cercare di sentire la voce del Signore. Se per caso, se volete, potete chiedere a questa persona se c'è qualcosa da pregare. Sto vedendo che ancora c'è gente senza gruppi. Per favore, facciamo così, invitate le persone a pregare insieme, Mi raccomando, ragazzi, a mia sinistra, vai. Pregate insieme, pregate insieme. È un momento di cercare la presenza dello Spirito, non è un momento di altra cosa. Se io cerco, io trovo. Se io cerco, il Signore manda la sua presenza, lo Spirito Santo, e così la mia vita cambia, così il mio cuore cambia, e quello che non va bene, quello che non viene dal Signore esce fuori, perché la presenza dello Spirito Santo entra, riempie la mia vita. Amen. Non dobbiamo vivere un'esperienza con il Signore solo nel campeggio o solo in momenti speciali. Dobbiamo vivere un'esperienza con il Signore ogni giorno, ogni culto, ogni giorno, sentire la presenza del Signore. Amen. Pregate insieme, pregate, pregate. Alleluia, 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 Signore, alleluia, alleluia.
questo avverrà che io spargerò il mio spirito su ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri vecchi faranno dei sogni, i vostri giovani avranno delle visioni. Anche sui servi e sulle serve spargerò in quei giorni il mio spirito. Farò prodigi nei cieli e sulla terra, sangue, fuoco e colonne di fumo. Il sole sarà cambiato in tenebre e la luna in sangue, prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato, perché sul monte Sion e a Gerusalemme vi sarà salvezza, come ha detto il Signore. Così pure fra i superstitivi il Signore chiamerà. Lui spargerà il suo spirito su ogni persona. E tutto ciò che abbiamo bisogno è la presenza dello Spirito, questo Spirito Santo dentro di noi. Amen. Cantiamo di nuovo questa parte. Santo Spirito, vieni su noi. Cantiamo insieme. Alleluia. Santo, Santo Spirito, vieni su noi, riempi questa chiesa ai nostri cuori, nella tua gloria inondaci, Signore, con la tua presenza riempici di te. applauso a Gesù, gloria al Signore. Amen. Alleluia, alleluia. Cantiamo questo cantico che in inglese si chiama Goodness of God. È bello in inglese anche, Beatrice, possiamo un giorno fare anche in inglese, no? Sarebbe bello, no? E è bello cantare della grazia del Signore e cantare della bontà del nostro Dio. Amen. Abbiamo un Dio buono, fedele, grande, potente. Amen. Alleluia. Ti amo Dio, ti amo Dio, la tua grazia mai mi manca, i giorni miei tenuti nelle mani tue, dal momento in cui mi sveglio fino all'ora della sera, io canterò della tua sei fedele, oh, nella mia vita sei così buono, nel respiro più profondo canterò della tua bontà. Amo la tua voce, guidato nel deserto, nella notte
conosco come Padre, migliore amico mio, io canterò della tua bontà. Nella mia vita sei fedele, nella mia vita sei così buono, nel respiro più profondo io canterò della tua bontà. Nella mia vita sei fedele, nella mia vita sei così buono, nel respiro più profondo io canterò della tua bontà. La tua bontà mi guarda e corre verso me. La tua bontà mi guarda e corre verso me. La mia vita ora riposa in te, io posso arrendere. La tua bontà mi guarda e corre verso me. La tua bontà mi guarda e corre verso me. La tua bontà mi guarda e corre verso me. Nella mia vita sei fedele. Nella mia vita sei così. Nella mia vita sei fedele, nella mia vita sei così buono, nel respiro più profondo io canterò della tua bontà. Grazie Signore, ti ringraziamo Dio per la tua grazia, per il tuo amore. Ti ringraziamo Signore perché tu sei fedele e buono. Grazie Signore per la tua presenza, per il tuo Spirito Santo. Ti ringraziamo anche perché possiamo parlare con te, lodare, cantare, adorare. Grazie Signore. Chiediamo adesso Gesù di continuare a parlare con la tua Chiesa. Adesso è un momento di sentire la tua parola, ascoltare il messaggio del Signore al nostro cuore. Benedici Signore la vita di Pastore Sandro e benedici anche ogni vita in questa sera Signore, che possiamo uscire in un modo diverso, che possiamo Signore sentire la tua voce e che la tua parola possa cambiare la nostra vita. Ti chiediamo nel tuo nome, amen. Amen. Potete accomodarvi. Prova? Ok. Buonasera. Qual è la volontà di Dio per me? Che domandona, eh? Questa è una domanda veramente grossa. Allora un grande re del passato che si chiamava Salomone ha riassunto con
versetto finale, no? Tutto un ragionamento che lui ha fatto, ha detto: temi Dio e osserva i suoi comandamenti, e questo è il tutto dell'uomo, ossia tutto è contenuto in quel versetto lì. Però lui ha dovuto fare un lungo ragionamento per capire che quello era la sintesi di tutto quello che deve fare un uomo, ed è quello che noi faremo questa sera, un lungo ragionamento, 2 ore e 15 ho calcolato più o meno, per capire che cosa Dio vuole da noi, no? Ed è semplice quando noi diciamo: ok, se Dio vuole da me obbedienza, basta che io obbedisca, appunto, basta. Ma quando scendiamo nei dettagli, no? Qual è il lavoro che io farò nel mio futuro? Qual è il fidanzato o la fidanzata, è l'uomo o la donna che io sposerò? Quando scendi più nel dettaglio c'è qualche problematica in più, no? Ma dobbiamo capire alcuni principi che il Signore ci insegna nella sua parola, perché noi possiamo arrivare proprio alla sua volontà in modo organico, in modo ordinato. Okay? La prima cosa che dobbiamo imparare è che c'è una volontà universale di Dio, chiamata anche da teologi volontà morale oppure volontà sovrana, ossia quella volontà che Dio ha stabilito per tutti gli esseri umani, ok? E da quella ovviamente non si esce, è quel cerchio là grosso che noi vediamo in verde, no? È la volontà universale, ossia dei principi che non possono essere violati da noi esseri umani, affinché noi non usciamo dalla volontà di Dio. E poi all'interno, e non l'ho messo lì a caso, all'interno della volontà universale di Dio c'è la volontà individuale, ossia mai Dio viola i suoi principi universali rivelando qualcosa di nuovo a una persona per dire: ok, questa è la volontà di Dio per la mia vita, ma non è mai fuori della volontà universale di Dio, ok? Quindi la prima cosa che impariamo è questa: quando tu vuoi che Dio ti riveli la sua volontà, prima cosa, non esce mai dalla sua parola, ok? Mai dalla sua parola. Dio non fa mai niente di diverso da quello che c'è già scritto nella parola del Signore. E noi impareremo questa sera alcuni principi fondamentali per capire qual è la volontà di Dio per la nostra vita individuale. E la prima cosa che noi dobbiamo imparare è questa: non puoi vivere la fede di qualcun altro, ok? Perché sei qua stasera? Pastore, sono qua perché i miei genitori mi hanno portato. Pastore, sono qua perché sono abituato ad andare in chiesa. Pastore, sono qua perché mi piace stare insieme ai amici. Pastore, sono qua per ascoltare la parola di Dio. Questo è già un grande passo, ok? Però ricordati che in mezzo alla folla Dio vuole un rapporto personale proprio con te, ok? Tu non puoi essere seduto lì, ascoltare la parola di Dio e uscire esattamente come tu sei entrato, perché il Signore vuole una relazione personale con te. Guarda questo testo che si trova in Proverbi, capitolo 22, da 19 a 21, e dice così: ho voluto istruirti oggi, sì, proprio te, perché la tua fiducia sia posta nel Signore. Non ho già da tempo scritto per te consigli e insegnamenti, per farti conoscere cose certe, parole vere, perché tu possa rispondere parole vere a chi ti interroga. Ho voluto istruirti proprio te. Allora, quando andavo a scuola io, mi ricordo ai tempi di Abramo, Isacco e Giacobbe, c'era un professore che si chiamava il professore di matematica. Chi piace matematica qua? Alzi la mano. Bassa percentuale, come me. Lui si chiamava, mi ricorderò sempre il suo nome, si chiamava Marco Marchetti, le sue iniziali è MM. Noi lo chiamavamo il professor Mamma Mia, ok? Sì, perché tutte le volte che lui entrava era una roba pazzesca, quello che ti faceva vedere sulla lavagna ti faceva venire
i capelli dritti, no? E per cercare di comprendere meglio questo incomprensibile linguaggio matematico, che cosa facciamo? Facevamo i gruppi di studio, no? Sì, ti mettevi insieme 3-4 allievi e cercavi di scervellarti per capire gli esercizi che lui ti dava, no? E tu, quando uscivamo da questi concili studenteschi, no? Ci sentivamo proprio forti, ossia adesso ho capito tutto, e poi arriva il momento della verifica e lì c'è il foglio e tu e il foglio e tu, e non c'è nessuno che ti può aiutare a capire quello che c'è scritto lì. Ed è lì il momento in cui tu devi sapere se veramente hai capito quello che il professore ti ha spiegato. Carissimi, ci sarà un momento nella vostra vita in cui sarete tu e Dio, Dio e tu. E tu avrai bisogno di sapere che Dio è Dio nella tua esistenza. La parola di Dio dice: io ho voluto istruirti proprio te, non qualcun altro. Io sto parlando con te e voglio avere un rapporto personale con te. Sai che nella folla è facile nascondersi, no? Io mi ricordo della storia di una vedova, scusate, di una donna malata, che in mezzo alla folla ha voluto andare incontro a Gesù perché aveva un problema grosso. Vi ricordi la storia della donna dal flusso di sangue? E lei in mezzo a quella folla ha detto: se io vado da Gesù e tocco il suo mantello io sarò guarito. Io so che il Signore Gesù è qua per dirti stasera: io voglio che tu corra verso di me perché io voglio avere un rapporto personale con te, non nasconderti più in mezzo alla folla, perché io voglio usarti per la mia gloria. Tu vuoi conoscere la volontà di Dio, devi avere un rapporto personale col Signore. Non c'è altra strada, perché non possiamo vivere la fede di qualcun altro. Ma la seconda cosa che voglio imparare con te questa sera è che la sua parola ti porta alla sua presenza, rispondi al suo appello. Penso che conosciamo un po' tutti la storia di Samuele, un piccolino, un ragazzino, un bambino che a un certo punto della sua vita ha sentito la voce di Dio. E dice così questo testo: ora Samuele, guarda che cosa dice, non conosceva ancora il Signore e la parola del Signore non gli era ancora stata rivelata. Il Signore chiamò di nuovo Samuele per la terza volta ed egli si alzò e andò da Eli e disse: eccomi, poiché tu mi hai chiamato. Allora Eli comprese che il Signore chiamava il bambino ed Eli disse a Samuele: va a coricarti e se sarai chiamato ancora dirai: parla Signore, poiché il tuo servo ti ascolta. Samuele andò dunque a coricarsi al suo posto. Il Signore venne, si fermò accanto a lui e chiamò come le altre volte: Samuele, Samuele. E Samuele rispose: parla, poiché il tuo servo ti ascolta. Ascoltami, ascoltami. Quando Dio parla attraverso la sua parola, la cosa che tu devi dire è: Signore, sono qua, eccomi. Sai, ci sono tante persone che ascoltano la sua parola e, come si dice qua in Italia, non so negli altri paesi del mondo, si dice fanno orecchi da mercante, ossia mi conviene o non mi conviene, voglio o non voglio, mi piace o non mi piace. Quando Gesù si è trovato nel giardino del Getsemani e doveva andare in croce, ha ascoltato la voce del Padre, ha detto: Padre, se questo calice posso passarlo da un'altra parte, sia fatta questa cosa, ma io non voglio fare la mia volontà, ma voglio fare la tua. Sai, Samuele ha cominciato ad ascoltare la parola di Dio quando era piccolino, qua probabilmente aveva 8-9 anni, probabilmente, no? Se non massimo 12, secondo quel termine che viene usato lì nella parola di Dio come bambino. Ossia, lui aveva massimo 12 anni e ha cominciato a ascoltare la parola di Dio, a dire una parola che ha cambiato tutta la sua esistenza. E è la parola: eccomi. Signore, sono qua, sono pronto per fare quello che tu mi chiedi. Io voglio dirti questa sera
non gettare l'occasione di dire Signore questa sera, eccomi, Signore, sono qua per fare la tua volontà. Il Signore ci può benedire tantissimo. Samuele è stato uno dei profeti più importanti di Israele, una vita intera insieme al Signore. Ogni cosa, dice la parola di Dio, che lui diceva non cadeva mai a terra. Perché? Perché lui ascoltava sempre quello che Dio gli diceva. Dio vuol benedire la tua vita. Ci credi tu a questo? Tu sai che Dio vuole benedirti. Non prendere l'iniziativa di fare cose di testa tua. Quando Dio ti parla, digli, Signore, sono pronto, eccomi qua. Terza cosa che voglio dirti questa sera, perché se tu vuoi conoscere veramente la volontà di Dio, è che il nostro tempo ed il tempo di Dio sono due cose completamente diverse. Quando Dio vuole una cosa, Lui vuole che tu maturi l'idea che Lui cammina con una velocità e io cammino con un'altra velocità. Ti ricordi la storia di Mosè? Mosè è stato chiamato a fare la guida di Israele. Sai a che età Dio l'ha chiamato per fare veramente la guida di Israele? Dio l'ha preparato per 80 anni per fare 40 anni la vita di guida del popolo di Israele. Ma per 40 anni lui ha dovuto imparare a fare che cosa? A fare il pastore di pecore, ma veramente le pecore. E la parola di Dio dice che all'inizio della sua vita personale e spirituale, lui era un uomo eloquente, lui era un uomo potente, era figlio della figlia di Faraone, poteva fare quello che voleva, ma Dio ha detto non è il tempo, non è il momento, perché tu devi essere preparato per arrivare alla benedizione. E Dio l'ha preparato. E tu prova a immaginare 40 anni nel deserto pascolando pecore. Ok? 40 anni nelle orecchie questo suono. La parola di Dio dice che Mosè a un certo punto ha cominciato a balbettare, non era più quell'uomo potente in parole e opere. E sai che cosa Dio gli ha detto? Gli ha detto adesso è il tempo. Adesso che tu non sei più capace di fare quello secondo le tue forze umane, io posso benedirti perché tu stai dipendendo da me. Il tempo di Dio non è il tuo tempo. Aspetta a trovare e a scegliere il compagno o la compagna della tua vita, perché a suo tempo Dio ti darà quella benedizione, ma nel suo tempo, nel suo modo, nella sua grande volontà sovrana. Hai capito questo punto? Aspetta la volontà di Dio, il tempo di Dio è fondamentale. La volontà di Dio è rivelata nella preghiera, come ben detto prima. Gesù a un certo punto dice, ci insegna il Padre nostro e dice: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua come in cielo così in terra. Ossia, Signore, sia fatto quello che tu vuoi, ma non quello che io voglio. Là tu sei sovrano e voglio che tu sia sovrano anche nella mia vita. Ci sono delle cose che non ci piacciono fare, ok? E sono a volte dei bocconi amari che noi dobbiamo ingoiare. Ossia, quando Dio ci dice ama il tuo nemico, semplice, no? Facilissimo. E quando Dio ci dice io amo la verità che risiede nel cuore, ossia Dio dice io voglio che tu mi dica tutto quello che c'è dentro di te. Ti è mai capitato di andare a confessare a Dio una cosa che è veramente molto forte dentro di te e tu non riesci a tirarla fuori perché sembra che tu sia un killer seriale, no? Dici, Signore, sono stato capace di pensare questa cosa. Ti è mai capitato di volere far fuori qualcuno? Dici, quella persona mi ha fatto talmente male che adesso io la prenderei per di qua, gli tirerei il collo come faceva mia nonna con le galline. Signore, è tutto questo che io ho dentro di me, ma nel momento in cui io confesso a Dio tutto quello che ho dentro di me, è il momento che il Signore mi libera. E sai perché?
Perché quello, perché nella preghiera noi non riusciamo assolutamente a essere non trasparenti con Dio. Dio conosce ogni centimetro quadrato del nostro cuore, Lui sa che cosa c'è dentro, e quando noi tiriamo fuori questa cosa, Dio è in grado di liberare la sua volontà per la nostra vita. Tu vuoi benedizione, sì o no? Devi andare davanti a Dio in preghiera e dirgli tutto quello che c'è dentro nel tuo cuore. Io vorrei fermarmi solo un attimo, ok? E fare un momento di preghiera insieme a te, perché adesso è il momento in cui noi dobbiamo praticare quello che noi diciamo, perché io so che se adesso usciamo di qua e andiamo in un altro punto, noi non praticheremo questo, ok? Io vorrei che tu chiudessi i tuoi occhi e dopo passiamo ai prossimi punti. Cosa c'è nel tuo cuore? Tu vuoi conoscere la volontà di Dio? Parla a Dio di tutto quello che tu hai dentro. Pastore, non sono abituato, lo so, non è semplice. Se c'è rabbia, se c'è odio, se c'è sfiducia, se c'è angoscia, se c'è scoraggiamento, qualsiasi sentimento deve essere confessato al Signore. Lui conosce ogni cosa e nella preghiera Lui rivelerà la sua volontà. Signore, in questo momento io voglio ricordare quel salmo che dice: prima ancora che una parola esca dalla mia bocca, tu la conosci appieno. Tu ci conosci, Signore, nel profondo del nostro cuore. E tu sai, Signore, che nella preghiera noi non possiamo nasconderti nulla. Signore, io ti prego in questo momento di aiutaci, Signore, a tirar fuori tutto davanti a te, di togliere tutte quelle sporcizie, di togliere tutti quegli ostacoli, Signore, che ci impediscono di capire che cosa tu vuoi da noi. Libera, Signore, il tuo popolo, libera questi ragazzi, libera ciascuno di noi. E per la tua gloria, Signore, noi vogliamo andare avanti e camminare con te, liberi, Signore, da ogni catena. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. La volontà di Dio non è solo rivelata nella preghiera, ma noi dobbiamo ascoltare i consigli di chi ne sa di più. La parola di Dio dice: i disegni falliscono dove mancano i consigli, ma riescono dove sono molti i consiglieri. C'è un mondo che Dio ha messo a disposizione per te. Allora, se c'è una cosa che io dico sempre a chi sto discepolando, a alcuni ragazzi che sto discepolando, e dico sempre: carissimo o carissima, non credete che noi siamo nati adulti, perché siamo stati ragazzi anche noi, siamo passati per tutta quella strada, abbiamo pensato come voi pensate, in modo diverso, con tempi diversi, ma quelle cose che passano per la tua testa o sono passate per la mia testa. E io davanti a Dio ho avuto la benedizione di avere un padre spirituale che mi ha insegnato qual era la strada, e oggi voglio essere una benedizione per te. Io oggi voglio essere una persona che ti indica la via. Io non ho la verità in mano se non la parola di Dio, è quella solo. E io ti posso dire una cosa, che tante persone hanno bisogno di consiglio, ma hanno vergogna di dirlo. Pastore, ho bisogno di che tu preghi per me, ho bisogno che tu mi dica come fare, ho bisogno di un cammino da seguire, ho bisogno che qualcuno mi accompagni fuori dal mio tunnel. Siamo qua, cari miei. Siamo qua per aiutarvi a camminare col Signore. La cosa che tu devi fare è semplicemente: eccomi qua, ho bisogno di aiuto. Quante volte, cari miei, quante volte ho telefonato a mezzanotte, all'una di notte a questo mio papà spirituale, gli ho detto: ho bisogno che tu preghi per me, ho bisogno di un consiglio, ho bisogno di una via d'uscita perché non so cosa fare. E lui mi ha detto: calma, col Signore facciamo. Col Signore andiamo fuori da questa situazione, col Signore camminiamo. E io posso dirti che oggi sono un uomo libero perché avevo un consigliere che mi diceva dove andare, cosa fare. Hai bisogno di aiuto, non esitare a chiederlo.
i progetti riescono dove ci sono molti consiglieri. E ultimo punto, Lui vuole la salvezza per te. Come puoi conoscere la volontà di Dio se non sei salvo? Guarda che interessante che è questo versetto. Dice: questo è buono e gradito davanti a Dio nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Ok? Guarda che il secondo punto, ossia conoscere la verità, deriva da essere salvati. Pastore, ma io non capisco cosa Dio vuole da me. Purtroppo, a volte, sai perché non capiamo la volontà di Dio? Non perché siamo duri di orecchi, ma perché ancora non siamo nati di nuovo, perché ancora non abbiamo la salvezza e Dio ragiona a un livello e noi ragioniamo a un altro livello e noi non riusciamo a comprendere quello che Lui dice, perché Lui ragiona in modo spirituale e noi ragioniamo in modo carnale. Secondo la nostra mente dobbiamo metterci in testa una cosa solo: noi abbiamo un cuore, secondo la parola di Dio, che è insanabilmente maligno e le vie del Signore non riusciamo a capirle se non attraverso lo Spirito Santo di Dio. E se tu hai lo Spirito Santo di Dio, tu hai la possibilità di comprendere la volontà di Dio per te, ma se tu non hai lo Spirito Santo di Dio, tu non riuscirai mai a comprendere la parola del Signore. E io sono qua per dirti che per capire la volontà di Dio bisogna essere salvati, bisogna nascere di nuovo, essere nuove creature. Io posso darti 1000 punti per capire la volontà di Dio, ma questo è il punto fondamentale, l'ho lasciato per ultimo di proposito. Pastore, io voglio capire la volontà di Dio, io sono qua per pregare per te. Io vorrei in questo momento pregare per la tua vita, ok? Chiudi i tuoi occhi. Forse ti stai chiedendo da tanto tempo: Signore, io non ti capisco, non so chi sei, la mia mente non arriva a capire quello che tu vuoi per me. Ed è proprio qua che il Signore ti sta dicendo: io voglio che tu capisca, ma tu devi abbandonare la tua vita nelle mie mani. C'è una cosa che ci impedisce di capire la volontà di Dio dentro nella nostra anima, che si chiama peccato. Per questo peccato Cristo è morto. La parola di Dio dice che Cristo è diventato peccato per noi affinché noi potessimo diventare giustizia di Dio in Lui. E Lui è andato sulla croce per me e per te. Ha tolto questo peccato, ossia ha tolto questa barriera che impediva di capire la volontà di Dio. E Lui è qua stasera. Ti ricordi cosa ha detto il primo versetto? Io sono qua per istruire proprio te, non uno qualsiasi, te. E io voglio che tu capisca la mia volontà, io voglio che tu sia salvato, ma tu devi chiedere perdono per il tuo peccato. Signore, io ti chiedo perdono per quello che sono e per quello che ho fatto. E adesso, Signore, fammi capire la tua volontà, perché so che tu hai cose buone per me. Romani capitolo 12 dice: la buona, perfetta e accettevole volontà del Signore. Dio ha cose meravigliose per te. Dio non vuole darti cose di seconda classe, perché Lui è prima classe. Ma arrendi il tuo cuore a Lui. È qua che tu devi fare un passo verso di Lui. Io non so se la parola di Dio ti ha colpito questa sera. Se stai dicendo dentro di te: Pastore, questa parola mi ha toccato, io voglio che Cristo sia il mio Signore, voglio capire la sua volontà per la mia vita, voglio il meglio per me e soprattutto voglio onorare te. Se tu stai facendo questa preghiera silenziosa insieme a me, io ti chiedo di alzarti dove tu sei, ok? Perché io voglio pregare insieme a te. Dio ti benedica qua davanti, Dio ti benedica là dietro, Dio ti benedica, Dio ti benedica, Dio ti benedica, Dio ti benedica là dietro, Dio ti benedica, Dio ti benedica. Amen.
Signore ha fatto un'opera questa sera. Signore, io ti ringrazio, perché non è il predicatore qua, è la tua parola, il tuo spirito. All'inizio di questo culto abbiamo chiesto che il tuo spirito potesse fare un'opera. Grazie, Signore, perché tu la stai facendo. E questi cuori, Signore, coraggiosi, che hanno detto sì e che hanno voglia, Signore, di uscire dal tunnel della ignoranza spirituale, Signore, come io una volta ero. Signore, avevo tanto bisogno di capire chi tu eri e cosa volevi da me. Oggi, Signore, posso dirti che ti conosco. E vorrei, Signore, che tutti questi cari che hanno dato un passo di fede possano conoscerti nella profondità, nel nome di Cristo Gesù, che escano da qua pieni del tuo spirito, Signore, e che possano vivere una vita da ora in poi ripiena, Signore, delle tue benedizioni, ripiena, Padre. Grazie, Signore, della tua opera questa sera. Io benedico chi tu sei, io benedico ciò che tu fai, perché tu meriti, Signore, tutta la nostra lode, tutta la nostra adorazione, tutto il nostro amore, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Dio vi benedica. Amém, amém. A gente ouviu, viu, Ricardo? Adesso è un momento di continuare lodando al Signore con le nostre decime e offerte. Se volete consegnare a Gesù quello che ci ha dato, potete venire mentre cantiamo, dopo che aver ascoltato questa parola e capire la volontà del Signore. L'unica cosa che possiamo continuare a fare è lodare e consegnare la nostra vita proprio a Gesù. Amen? Cantiamo, vedo la gloria del Signore. Vedo la gloria del Signore oggi qui, la sua mano e il suo potere su me. I cieli aperti oggi contemplerò, La sua gloria oggi qui scenderà. Vedo la gloria del Signore oggi qui, la sua mano e il suo potere su me. I cieli aperti oggi contemplerò, la sua gloria oggi qui scenderà. Voglio vedere adesso il suo potere, la sua gloria la mia vita inondare. Alzo le mani e lo riceverò, loderò il suo nome perché sento il suo potere su me. Voglio vedere adesso il suo potere, la sua gloria la mia vita inondare. Alzo le mani e lo riceverò, loderò il suo nome perché sento il suo potere su me. Signore, ti ringrazio per questa sera, Padre, ti ringrazio per la tua parola questa sera, Signore. Ti ringrazio per la tua presenza, ti ringrazio per il tuo spirito che è stato insieme a noi. Ti ringrazio per quello che stai facendo nelle nostre vite, ti ringrazio per quello che stai facendo nella nostra Chiesa, ti ringrazio perché ti prendi cura di noi in ogni momento, Padre. Ti chiedo davvero che ognuno di noi, ognuno di questi ragazzi questa sera possano sentirsi toccati da te, che tu possa parlare ai loro cuori, Signore, che i loro cuori possano essere aperti e possano essere desiderosi di conoscere la tua volontà per le loro vite, perché c'è una volontà per le loro vite, Signore, altrimenti non sarebbero qua. E ti chiedo che tu possa rivelarlo a chi ha desiderio di sapere, di conoscere te, Signore. Ti ringrazio per davvero
la tua presenza nelle nostre vite, ti ringrazio perché ci benedici in ogni momento, anche semplicemente con la tua presenza, Padre. E io ti ringrazio perché parli con le persone che vogliono ascoltarti. E ti ringrazio per come ti prendi cura di ogni singolo dettaglio, Signore, di ogni singola cosa, di ogni piccolo particolare, Padre. Ti ringrazio per queste decime, ti ringrazio perché non ci fai mai mancare nulla. E ti chiedo che le persone che ancora non riescono a sentire la tua voce, la tua presenza, che possano conoscerti, che possano sentirla, Padre. Io non so come avverrà, come succederà, ma tu già lo sai, tu hai già il tuo piano, hai già il tuo progetto, Padre, e ti ringrazio per questo. E davvero benedici la vita delle persone che non ti conoscono ancora e benedicile con la tua presenza, Signore. Tu sei la cosa migliore che possa succedere ad ognuno di noi, sei l'unica cosa che possa portarci la vera gioia, la vera serenità, e ti ringrazio perché lo fai, Padre. Ti ringrazio per l'amore che ci dai in ogni giorno, in ogni momento, e ti ringrazio perché davvero non ci fai mai mancare nulla. Magari a noi sembra di avere pochissimo, ma in realtà abbiamo tanto in te, Padre, abbiamo tante cose, e davvero io desidero con tutto il mio cuore che ognuno qui questa sera possa conoscere il tuo meraviglioso amore, Signore. Io non posso descriverlo, non riesco a descriverlo, e hanno bisogno di sperimentarlo nelle loro vite. Io ti chiedo di farlo, ti chiedo di manifestarti in questa chiesa, nella tua chiesa, in mezzo ai tuoi figli, Signore. Davvero ti ringrazio enormemente per tutto quello che sei, Signore. Amen. You may be seated, please, Pastora Monique. Prova, ok. Allora, vi ricordo i soliti nostri incontri. Ci sarà questo martedì l'incontro di preghiera qui a Treviso alle 20 e un quarto, corso di teologia, scusate. Incontro di preghiera invece giovedì alle 21 su Discord, per capire come utilizzare Discord, per capire come collegarsi, eccetera, eccetera. Potete chiedere a noi giovani in generale, di preciso a Samuel sventola un po' la mano, anche ad Emanuele, volendo Emanuele sventola la mano. Poi sabato prossimo alle 19 non avremo il nostro solito culto, ma ci sarà una serata special, serata cinema, e vedremo il film Atto di fede. Non vi spoilerò nulla perché raccontarvi un po' mi verrebbe da dirvi come finisce. Comunque vi aspettiamo numerosi, invitate anche amicizie, come dice Pastor Caio, amici ma anche nemici, così che possiamo passare questa serata in comunione e anche comunione con Dio, e anche portare la parola a coloro che ancora non la conoscono. Ok, vi ringrazio per essere stati qui, e come dice sempre Caio, ciao!